Ora lasciamo i Maya, lasciamo questo popolo affascinante ma anche misterioso e andiamo avanti con gli anni. Abbiamo scoperto, mediante quadri, incisioni, reportage dell'epoca, testimonianze, che questo copricapo sarebbe resistito alla scomparsa del popolo Maya e si sarebbe addirittura tramandato di generazione in generazione in una sorta di passamano, una catena. Chi l'avrebbe anche posseduto avrebbe potuto godere di questi eccezionali poteri che lo scuffiotto infonderebbe poi in chi lo indossa. Ma chi è che ha posseduto questo magico oggetto? Ebbene, abbiamo fatto degli studi, abbiamo scorso un po' la storia e abbiamo visto che personaggi come Leonardo da Vinci o addirittura il noto cantante John Lennon avrebbero avuto il leggendario scuffiotto Maya. Allora, cosa abbiamo scoperto? Allora, nel 1981 abbiamo visto che l'autoritratto di Leonardo da Vinci presentava, se guardate sulla testa, avvisami quando fai lo zoom che mi fa paura. Allora, cosa è successo? Allora, abbiamo detto che presenta un momento di sfocatura in cima alla testa al confronto del resto del disegno. Allora, cosa è successo? Allora, abbiamo pensato, che Leonardo avesse utilizzato una tecnica di sfocatura nel disegno, una cosa che noi è ignota, ok? Allora abbiamo pensato, perché non rimettiamo a fuoco? Probabilmente, cosa è successo? Che Leonardo da Vinci aveva pensato di celare sotto questa tecnica un misterioso messaggio, il famoso codice Ricci. Allora, avevo pensato di prendere, di sfocare l'intera faccia tranne la parte superiore, quindi di rimettere a fuoco, tutto quanto. Cosa è successo? Che abbiamo trovato nuovi dettagli prima all'occhio invisibili, Allora, cosa è successo? Abbiamo nuovamente risfocato l'immagine, quindi abbiamo rimesso a fuoco, abbiamo sfocato e rimesso a fuoco, abbiamo sfocato e rimesso a fuoco. Allora risultavano dei continui dettagli nuovi, Ora, cosa è successo, Questi dettagli, si scopre che la tecnica usata da Leonardo, Leonardo ha utilizzato la tecnica di sfocatura a più livelli, Allora, tridimensionale, Allora, abbiamo pensato, ci serve un computer, era il 1981, Ora, qual è l'unico computer in grado di elaborare la sfocatura nel modo migliore? Nell'81 è l'unico computer, che aveva 64K di RAM, era il Commodore 64, Allora, cosa è successo, Cosa è successo? Ah sì, allora, il Commodore 64, però non era in grado di, ma perché urlo? Non lo so, non era in grado di sopportare una mole di lavoro incredibile per elaborare una foto 10.000 pixel per 450.000 pixel, ok? Allora, cosa è successo? Abbiamo messo in rete 1000 Commodore 64 giusto per arrivare a 64 MB di RAM in sostanza, Allora, in questo modo, in una rete LAN, di Commodore 64, siamo riusciti a iniziare a elaborare questa immagine che è durata 12 anni, Ora, uno dice, perché 12 anni quando negli anni successivi apparivano dei computer migliori del Commodore? Beh, il processo ormai era avviato e quindi non abbiamo pensato di interromperlo, perché ok, dopo 12 anni cosa è successo?
abbiamo trovato finalmente, l'immagine è stata, metti a fuoco, sfoca, metti a fuoco, sfoca, metti a fuoco. Allora, abbiamo trovato finalmente il Leonardo da Vinci ce l'ha sopra la testa un cappello. Allora, che vantaggio ci dà questa cosa a livello scientifico? Nulla! Allora, e sono 12 anni persi, perché non ci dà nessuno? Cioè, il fatto che Leonardo avesse un cappello a noi non interessa, ok? Io ho perso 12 anni e 2 matrimoni, è vero, perché dovete sapere che il Commodore 64 ha delle cassettine magnetiche che vanno sempre a carica, alla fine, è vero, dà errore, quindi bisogna ricaricare. Pensate, 1000 Commodore 64, è vero, io ho passato 12 anni della mia vita a caricare cassette in Commodore 64 per ottenere l'immagine. A noi non ci pigliate l'immagine, portatela via, non ce ne frega niente, non vogliamo più sapere nulla di questa cosa, ok? Arrivederci. Dove si trova ora il leggendario Scufiotto Maya? Ebbene, le nostre indagini stanno restringendo sempre di più il campo. Abbiamo visto che l'oggetto sarebbe passato dall'America all'Europa. Di una zona compresa tra le Alpi, e quindi l'estremo nord dell'Italia, e i Capitoni, ovvero le valli di Comacchio, quella parte così un po' del nord dell'Emilia Romagna, quindi è molto ristretto come range, diciamo. Si può ipotizzare che si trovi nelle Tre Venezie. Nelle Tre Venezie addirittura. Qui entriamo nella leggenda. Vere e proprie prove da quelli che sono non ce ne sono state, perché naturalmente noi tra studiosi eccetera eccetera, perché ho chiesto aiuto per portare qui quel maledetto calendario, quindi facendo anni fino a qui ho conosciuto abbastanza gente, e effettivamente i famosi cantastorie Maraia che sono arrivati fino ad oggi qui si sono ritrovati al Cotton, al Campagna Lupia, lì era praticamente il ritrovo di questi, lì c'erano queste leggende che giravano, oltre alle canne naturalmente, ma giravano anche queste leggende che parlavano appunto di questi indumenti. Non si parlava effettivamente dello scuffiotto precisamente, se devo dire la verità. Questa leggenda diceva che, io non so se le persone che erano lì dentro fossero Maraia o meno, io come scienziato, cioè non posso dire cose di cui non ho le prove. Lei che vive nel magico mondo dell'ignoranza può anche dirlo, io no, voglio che si renda conto di questo, perché altrimenti possiamo chiudere. Da Campagna Lupia molti hanno detto dal Cotton che seguendo le tracce di questi, come si può dire, di questi prodotti creati per venerare le divinità, quindi probabilmente chiamata droga, molti hanno detto che si è raccolta in quella che è la striscia di Galta. La striscia di Galta, questa sottile fascia di territorio italiano molto combattuta, molto difficile, una zona dove si dice esistano dei fenomeni ancora inspiegabili. Ebbene, in questa precisa fascia, in questa precisa zona si collocherebbe forse il leggendario Scufiotto Maya. Ebbene, c'è gente che dice di sì. Molto faticoso. Devi cercare nel grano. Cerca nel grano. Oh, come gentile, da parte sua.